Domenica 1 marzo sul campo di Costermano incontriamo il Baldo Junior. Su questo brutto sintetico non siamo mai stati fortunati, speriamo che questa sia la volta buona. Dirige l'incontro il signor Rossi, assistito dai signori Lazzarin e Teodori. Comincia il primo tempo, la battuta del Baldo. Il Baldo comincia subito ad attaccando con questa escursione sulla sinistra del campo e gran botta, la palla è fuori misura. E dopo questa azione altro tiro verso la porta del Santa Lucia, Peritore para facilmente. La reazione del Santa Lucia è in questa azione con questo tiro finale di Belfanti che supera la traversa. Poco dopo il campo del Baldo sembra portarci di nuovo sfortuna. Truzzo per Zanetti, Peritore lo affronta, sembra in anticipo sulla palla, ma l'arbitro assegna il rigore al Baldo. Battuta perfetta di Zanetti e per il Santa Lucia la partita comincia in salita. Alla ripresa c'è questa azione del Santa Lucia, Salvagno riceve palla e la mette per Ziviani sulla destra del campo, cross teso verso il centro ma la difesa respinge. E adesso è il Baldo che arriva a tirare, palla messa al centro e Cecco dalla distanza ci prova, ma la palla esce a lato. Bravo Cecco! Poco dopo è Belfanti che ruba palla, scambia un paio di volte con Varano, il tiro finale di Varano esce sfiorando il palo. E altra azione del Santa Lucia, Ziviani è fermato al limite dell'area, la mette per Olivieri che restituisce, poi tenta un tiro verso il centro che è respinto dalla difesa e l'azione sfuma. Punizione per il Baldo che colpisce la schiena di Nardi ed esce a fondo campo. La tifoseria protesta, ma come si è visto chiaramente stavolta ha ragione l'arbitro. Dopo la battuta c'è una papera della nostra difesa, Turini è il più lesto e la mette dentro. Alla ripresa c'è di nuovo questo passaggio per Salvagno, stavolta la mette per Varano e per Varano il suo tiro è ribattuto e l'azione sfuma. Lancio di Ziviani per Nardi sulla destra del campo, controllo e passaggio ad Ambrosio, il suo tiro verso il centro dell'area è ribattuto, la palla arriva a Varano che ci prova, ma la palla esce di poco a lato. Rimessa da fallo laterale di Salvagno per Olivieri che la restituisce. Sul suo tiro Ziviani la sfiora e Diazman respinge. Adesso è Nardi che si lancia verso la porta, fa uno scambio e tira, Diazman para a terra. Ziviani riceve palla, si destreggia, la mette per Pasini, poi dopo qualche ribattuta la palla arriva a Salvagno, gran tiro verso il centro dell'area, Sfiero la sfiora e la palla esce. E alla fine del tempo il team riesce a riaprire la partita con questa punizione di Olivieri che ribattuta si innalza, nella caduta c'è un piccolo infortunio di Diazman e la palla entra. Si riprende ma il tempo è finito, l'arbitro fischia e chiude il primo tempo.
Dai, ballo! Il team comincia il secondo tempo con questo tiro di Olivieri per Varano che ci prova, la palla esce a lato. E altra punizione di Olivieri, Ziviani salta più alto di tutti ma colpisce male, la palla è a fondo campo. Adesso è Varano che lancia Ziviani sulla sinistra del campo, scambio e gran tiro che Diasman respinge. Altra bella azione del Santa Lucia che parte da questa discesa di Ziviani, poi passaggio a Varano, Pulbere, Porcelli, Ambrosio che si lancia di nuovo sulla sinistra del campo e centra, poi un batti-ribatti, ma manca un po' la lucidità e l'azione sfuma. Ed è ancora Santa Lucia, rimessa di Belfante per Ambrosio che la restituisce, tiro di Belfante, testa di Ziviani, Diasman la mette fuori. Ed è ancora Ziviani che è servito sulla sinistra del campo, si destreggia fra i difensori e centra, il lancio è lungo e la difesa libera. E finalmente rivediamo il Baldo con questa punizione che supera abbondantemente la traversa. Ma poco dopo rischiamo parecchio. Padovani riceve palla e crossa, Peritore salva la propria porta mettendo fuori il colpo di testa di Armani. Poco dopo per questo intervento su Viola Turini prende il giallo, è già ammonito e l'arbitro dopo il giallo estrae anche il cartellino rosso e il Baldo resta in 10. Ormai è sempre Santa Lucia, Olivieri per Nardi che la mette per Varano che centra, colpo di testa di Porcelli, la palla supera la traversa. Rimessa di Diasman, sulla respinta la palla arriva a Ferrarini che lancia Armani che supera Peritore con un pallonetto ma la palla esce a lato. Calcio d'angolo battuto da Olivieri e deviazione, la palla arriva a Nardi che controlla e tira, un difensore la mette fuori con il petto. Ennesimo calcio d'angolo, sulla respinta Ambrosio recupera palla, la mette per Pulbere, poi l'arbitro ferma l'azione, tira fuori il rosso per il nostro Riva, probabilmente c'è stato un fallo di reazione e tra le discussioni Riva deve lasciare il campo. Alla ripresa la palla è scodellata davanti a Olivieri che la mette per Varano. Varano la tocca per Ambro che la restituisce ad Olivieri. E tiro per la testa di Nardi che la gira in porta per il gol del pareggio. Alla ripresa è sempre il Santa Lucia che preme, lunghi lanci, qualche azione, ma ormai la partita è finita. Abbiamo fatto un buon pareggio su un campo difficile, speriamo sia il primo passo verso l'inizio della risalita. E con questi ultimi passaggi l'arbitro fischia la fine della partita e manda tutti negli spogliatoi.